Oggi 21 marzo è la giornata mondiale contro il razzismo. Eventi sull'argomento volti alla sensibilizzazione verso l'accoglienza delle differenze, del ripudio, della discriminazione sono stati organizzati in 35 piazze italiane ed Agrigento è stata scelta tra le 35. La giornata ricorre il 21 marzo perché a Sharpeville in Sudafrica il 21 marzo 1960 la polizia sparò sui manifestanti uccidendo 69 cittadini neri in protesta contro il regime dell'apartheid. Promotore della giornata contro il razzismo è l'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha inserito Agrigento tra le città protagoniste della festa di pace e solidarietà. Anche su volontà dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 21 marzo è dunque la giornata internazionale contro qualsiasi forma di razzismo e di discriminazione. Tra le tante iniziative in corso oggi e per tutta la settimana, ad Agrigento si è data vita ad una catena umana che ha abbracciato il comune, la piazza Pirandello e la via Atenea, il cuore della città. In 35 piazze italiane, di cui 4 in Sicilia, la Cigella naturalmente in tutte queste piazze, e siamo qui perché questa giornata rappresenti davvero un contributo a fare in modo che poi ci siano domani, il dopodomani, in cui non c'è semplicemente un giorno in cui siamo antirazzisti e poi gli altri giorni ci giriamo da un'altra parte, se una persona ha bisogno, se chi abita vicino casa nostra parlando un'altra lingua magari crediamo che possa avere bisogno ma in fondo non è fatto nostro. Insomma, probabilmente questa giornata deve farci dire che questa terra è fatta di tutti ed deve occuparsi dei fatti di ognuno. In questa giornata, oltre che la manifestazione svolgersi in tante piazze, in decine di piazze in Italia, nello stesso tempo ci sono delle manifestazioni anche a Genova ed a Lampedusa. È la giornata della memoria organizzata da Libera in ricordo appunto di tutte le mafie. Quindi oggi diciamo no al razzismo, ma no anche a tutte le mafie.